Buongiorno. No, Come ti chiami tu? Pietro, Danilo. Non ti chiami Danilo, ti chiami Pietro. Eccoci. Ecco, questo finalmente è l'inizio del nostro viaggio. Maggio. Ma non devi ripetere quello che dico. Qui è quando siamo arrivati a Kangas. Kangas è una missione dove ci sono stati dei nostri amici e dove siamo andati a vedere una parte del tagliere che cominceremo a fare. E lì nel video Chi c'è nel chi c'è nel video? Ci sono capre, Gioele che ora piange. Questo è Kangas ed è un esempio di scuola che abbiamo visto. E qui c'è la mamma che parla con il consechiero. Il consechiero sarebbe quello che praticamente è il capo degli assistenti. E sei tu. No, sarà un'altra persona. Cosa sono questi che vediamo, Pietro? Sono statue con Fatte dai... fatte da morti. Ma non sono fatte dai morti, sono fatte dai ragazzi. Sono fatte dai ragazzi e sono morti anche. Sì, sembrano un po' dei morti. Qua siamo a Jauja invece. Ti ricordi quando siamo stati a Jauja? Sì? A Jauja No, c'era... non mi ricordo. Sì, c'era la Maki. Sì, mi ricordo. La Maki. Che abbiamo fatto il giro, abbiamo visto che anche loro hanno la scuola e questi qua sono il loro orto, i loro animali. Abbiamo visto che hanno anche i cui. I cui. Cosa sono i cui? Sono i conigli e le case sono i gallini. Ci sono. Sono tipo conigli nani, in realtà si chiamano cavie peruane. Tra un po' dovrebbe esserci, eccoli, guarda che belli. Sì? Li mangeresti tu? Sì. Io sì. Tra un po' ci dovrebbe essere Gioele che fa un urlo che gli dà da mangiare, perché Gioele si diverte tanto, vero? Sì. Cosa stanno mangiando secondo te? Stanno mangiando la... Ah, chi c'è una foto? Vicini che mi fanno una foto, papà. E questo finalmente è il tagliere di Jauja, dove ci abita Marta e... Non mi ricordo come si chiama. Maki. Ma chi? Questo è il dormitorio e questo invece è il laboratorio dove ci lavorano i ragazzi. Giusto? Sì. Bravo. Dopo Jauja siamo andati a vedere il Jauro. Il Jauro praticamente è un monastero, no? Nel monastero chi ci vive? Ci vive le suore. Ci vivono delle suorine che aiutano la gente praticamente a lavorare la terra, a fare dei lavori, gli portano da mangiare e vivono in questo monastero fatto tutto di pietra. Sì. Cosa c'era di bello in questo posto? Ti ricordi? Gli orti e il parlonava. Ok, che tradotto vuol dire il panorama, giusto? Sì.
Questi che vediamo cosa sono? Gli orti. Bravo! C'erano anche gli anni? Mali. Abbiamo visto il tramonto. Come si chiamava quel monte che c'è lì al centro più alto di tutti? Huascarán. Bravo! Che è la montagna più alta di tutto il... Perù. E poi E qui siamo a Chacas, nella bellissima chiesa di Chacas. Chacas, dove? Chi è che ci viveva a Chacas? Padre Ugo e Gesù. Anche a Chacas ci hanno regalato un sacco di libri, un sacco di materiali, ci hanno regalato anche delle pietre per affilare i coltelli, che le estraggono proprio lì vicino a Chacas. Dopo Chacas arriviamo finalmente a San Luis. Questo è l'altro tagliare di San Luis, che sembrano un carcere ma in realtà sono solo delle grate, e qui c'è anche la specializzazione in scultura. Infatti questi sono i ragazzi del quinto anno che fanno le sculture e i bassorilievi. Poi ho visto anche il tagliare delle ragazze, perché c'è anche la scuola per le ragazze. Poi c'è Cosa c'è lì fuori? Dal tagliare cosa c'era? un toro e una mucca che le, Due tori. che le portavano. Sì, non è proprio un bambino, è un vecchietto che arava, come si faceva come si faceva una volta, per poi seminare chissà che cosa. E qui finalmente stiamo volando sull'aereo verso Cusco. Cusco. E cosa? E stiamo scendendo. Ti è piaciuto il viaggio in aereo? Pietro? Sì, Cosa ti è piaciuto di più del viaggio in aereo? atterrare che andava veloce quando atterrava. Ti piaceva quando andavamo nelle nuvole? Sì, anche. E poi ora siamo stiamo scendendo. E ora vedi che stiamo scendendo, che ora è sceso e è atterrato e sta andando veloce con l'aereo che ci sta andando. E qui finalmente siamo La nostra casa dove vive la Benny. vive la Benny. Questa è la casa dove viviamo noi adesso, vero? Sì, Noi viviamo proprio in quell'angolino lì dietro là ci sarà la sala macchine, questo è il magazzino dei viveri, sopra ci sono degli orti, di cui alcuni saranno anche i nostri, e piove sempre qua, piove un pochino, di volte. alle volte piove, e questo è il dentro della nostra casa, dove si vedono al piano di sopra ci saranno i letti dei ragazzi che vivranno qua. Lì nell'angolo c'è la cucina e il posto dove si mangia. Questo qua invece era la vecchia meccanica che adesso verrà smantellata e ci verranno i banchi da falegname, giusto? Sì. E fuori dalla finestra cosa c'è là? Una pecora. Lì a
fianco c'è il salone dell'oratorio, adesso dovremo metterci sotto e fare un po' di lavori per rendere un po' un posto bello, accogliente, pulito, semplice, ordinato. Giusto? Sì. Metteremo le docce al piano di sopra che mancano e vari altri lavori che poi vedremo piano piano. Ah sì. Ciao a tutti. Buongiorno, come ti chiami? Gioele? Gioele. Cos'è questo? Il dittatore. È il trattore, sì. Perché ogni tanto andiamo a Oiara, vero? Ci siamo andati anche con la moto. moto a Oiara una volta. Andiamo a dare una mano a macinare. Poi ti è dato con la macchina. Ci siamo andati anche con la macchina, sì. Cosa sono questi? I maiali. I maialoni. Anche il dottore, ma sei tu. Ah, sei tu, sei ancora. Questo cos'è? Ma che fa questa rupa? È la ruspa, ti ricordi quando ci siamo saliti sopra? Che abbiamo levato gli alberelli. Ci mettiamo una piccola serra e facciamo le piantine che poi pianteremo nell'orto. Adesso nell'orto non ci si può lavorare, vero? Perché piove sempre, vero che piove sempre? Sempre tutto bagnato. Sì. E questa? Anelli. Era bello. Eh sì, vabbè, ci siamo divertiti un pochino con la ruspa, poi l'abbiamo rimessa a posto. Questo chi è? Lia. Elia. Questi qua sono invece i letti a castello che ci stanno facendo, vero? Sì. I ragazzi della cooperativa sono praticamente pronti. C'è quel sedere bagnato? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Niente. Perché sei bagnato? Con l'acqua. Cosa fai, Gio? Allora, dai. Qua. Sono le gocce. Ti servono? Il gocce. Ti serve lo scotch? Sì. Ah, andiamo a prenderlo? Sì. Hai visto Elia che camminava? Sì. Cammina bene adesso, vero? Sì. I nuovi bagni. In quest'ultimo mese ci siamo rimessi a fare i bagni, un po' di impianto idraulico. Abbiamo preso i tubi, quelli rossi, che in Italia non ci sono, li abbiamo tagliati. E chi era Abbiamo quella? lì. E quella è Lia. Lo lì è Elia, guarda come si muove veloce, velocissimo. Sì, anche a me essere così veloce. Quello lì è il bagnetto che l'abbiamo fatto basso perché così si possono lavare anche i piedi. Un bambino che sta Ma questi sono... Ma quali sono i petti? È la cucina. Questa è la cucina che stiamo rifacendo. Lavano per blu. Quello lì è Romolo con Samuel. Qui dietro c'è Celestina, che sono 3 operai che ci danno una mano. E qua il muro. Il muro poi lo rifacciamo, ci mettiamo le piastrelle anche sul muro. Sì. Ma la fai tu per l'acqua. Ma così. Ma quello si chiama? Calderina. E poi cosa si chiama questo? Queste si chiamano docce. Perché fa così?
Perché da una parte arriva l'acqua fredda e dall'altra arriva l'acqua calda. E poi in mezzo c'è il tubo della doccia. E poi va qua. E poi si va lì per bagnarsi, per lavarsi. Poi per la testa. E quello è per la testa, sì. Questo che cos'è? Il Dario. Il dormitorio. È la cappellina che ha pitturato Messias. Adesso poi ci faremo dei disegni. E poi sono E venuti. poi va qua e poi va al muro. Sono venuti dei ragazzi che hanno rifatto l'impianto elettrico, per fortuna. Perché era proprio un disastro. E poi siamo andati a fare un campo di lavoro di una settimana a Cotabamba, un paesino che si trova a 11 ore. Fuori che viaggio lungo che abbiamo fatto. Devo dire che era un po' stanco. E c'erano i tori. Abbiamo fatto le tavole di legna con delle macchine per E vendere poi era lì caduta la legna. la legna. Poi vendevamo le tavole di legna per Poveri. I poveri. Ah, non ho capito, c'avevi un delfino nella bocca. Sì. Vedi, qua praticamente era il bosco che ci hanno dato, un bosco di eucalipto. E perché ha dato la legna per i poveri? Perché era di un signore molto bravo che ci ha regalata tutte quelle piante lì. Ma la cosa forse più importante che abbiamo fatto questo mese è stata radunare tutti i documenti, vero? Dove andate? Portare i documenti! Ciao! E qua con Gioele stiamo andando a Puchiura, che c'è internet, per spedirli. Così speriamo di cominciare col botto. Wow! Ho sognato di venire qua. Hai dovuto lasciare la Liguria per vedere questa meraviglia. Il 28 di febbraio è arrivato il container, vero? Sì! Siamo andati ieri a scaricarlo. Sì! Ah. E c'è il mio nuovo pattino, brutto computer. Foto. Scusa. Vai là, ciao. Rogelio, hai uno spagat. Foto. Vai, mettila a posto. Questa è la mola. Qua, Gio!
grazie a tutti quello che mi avete mandato. Che ci avete mandato. Ci vediamo. Buongiorno, come ti chiami? Giulia. Buongiorno. Eccoci qua, amore mio. Come sei? Cosa facciamo qua? È già passato 5 giorni da quando È iniziato il tagliere. È iniziato il tagliere, vero? Sì, siamo un po' emozionati. Ormai queste immagini ci sembrano vecchie di una vita, vero? Sì, ormai è tutto che funziona. Sì, cosa stiamo facendo qua? Qui era quasi... no, questo era il campo Per fare i lavori, per finire e accogliere i ragazzi. sì, nel campo del ballerino. Bene. I lavori, qua preparavano il barro, il fango per metterlo sui muri per i parati, via, anche loro volevano partecipare ai lavori per una grande felicità, visto che non c'era lavatrice, lavo a mano. E beh, non è che devi farlo sapere a tutti che l'abbiamo. No, vabbè. Stiamo mettendo a posto l'orto. Poi alla fine del video ci sarà una sorpresa. E abbiamo fatto le... come si dice in Liguria? Le terrazze? Le ciane. Hai visto come tirano il barro? Lo lanciano. Grabado así. Davis, ¿qué estás haciendo? Chi? E finalmente, dopo quasi 49 giorni, sono arrivate le nostre macchine con le pentole e il container che hanno fatto i nostri amici piemontesi. Grazie amici, ma soprattutto grazie alle ditte che ci hanno aiutato. sì, fantastici. Questo è per farvi vedere come avevamo caricato le macchine in Italia all'Istituto d'Arte di Chiavari e come le abbiamo scaricate. Senza la gru. Ma i peruani sono avanti. Finché non si fa, ma... Este grueso, sácalo. He comprado prensas que digan. E poi ci sono arrivate tutte le cose del tagliere che sono state comprate a Lima con i soldi dei ragazzi dell'ONG. Grazie Mato Grosso. Grazie amici. E grazie alla ditta Piazza che ci ha dato delle pentole Che non ho mai visto così belle neanche in Italia. Grazie agli amici del villaggio che ci hanno mandato giù dei soldi per comprarci il filtro per purificare l'acqua. I ragazzi non riescono a credere che possono bere l'acqua dal rubinetto. Riescono a credere? Sì, continuano a chiedere, ma esce dal rubinetto, quest'acqua si può bere? Questa è la lampada UV che brucia tutto. Non vi dico quanto ci ha messo a montarla. Questa verrà tagliata.
E grazie anche a tutte quelle famiglie che ci hanno aiutato con i vestiti, con le cose da cartoleria per i ragazzi, che dopo si vedono, sono arrivati tutti. Da lì arriva l'acqua, c'è un prefiltro dei sedimenti, entra nei filtri grandi. Questo è un filtro a osmosi, che tu saprai sicuramente cosa vuol dire. Sì, però vabbè, adesso non è che dobbiamo spiegarlo. Perché Elia sta buttando giù la stanza? Proprio in questo momento? Habemos l'agua! E sono arrivati finalmente una parte dei lavandini, dei lavabbi, dei rubinetti che ci hanno regalato dall'Italia, delle ditte veramente fantastiche. Vogliamo ringraziare la ditta Piazza, la ditta Edilcusio, Hydral, Socomas, Fratelli della Fiore e Fratelli Fantini, perché ci hanno fatto dei regali veramente preziosi. Come si chiama questa ditta invece? Fantini, una donna stupenda, Daniela, grazie. Grazie a lei sono arrivati tutti questi doni fantastici per tutti. E la tarde también la niña y líder. Ciao. Questo cosa c'entra invece? Niente, eravamo al compleanno dei nostri amici di un paesino. Si chiama Chigliomaio. Chigliomaio, che vuol dire fiume giallo. E Pietro ovviamente aveva soffiato sulla candela prima della festeggiata. Ma tra poco, udite udite, arriva il 4 di aprile. L'inizio. È venuto il padre Umberto, ha fatto la predica, c'era tutta la gente del paese, abbiamo invitato anche le autorità, il presidente della comunità campesina. Questo è padre Lino. E quello a fianco chi è? La Sonia. C'è anche la professora di religione. E questi sono alcuni dei ragazzi che sono venuti con le loro famiglie. Primo giorno di scuola, cerchiamo di metterli in fila, a fatica. E qui sono già dopo qualche giorno che si lavano la roba, c'è anche Pietro, con la loro tina, il loro spazzola. E i primi giorni, per farli un po' abituare, li abbiamo fatto fare qualcosa di piacevole. Siamo andati anche a vedere le rovine di Nusta Hispana, dove la moglie dell'Inca aveva fatto pipì per 5 anni e aveva lasciato un solco. Così narra la leggenda. E questa invece è Rosa Spada. Così inizia il nostro tagliere, vi terremo aggiornati nelle prossime puntate. Adesso sicuramente non so se riusciremo a fare un video al mese, speriamo, ma sì dai, ce la faremo. Questa invece è una chicca per gli amanti.